Sono 35 anni che ho le apparizioni di Maria Regina degli Angeli Custodi e ho fatto silenzio 10 anni perché Madonnina ha detto di fare silenzio. 10 anni sono tanti però. Un silenzio, quello di Paola Albertini, rotto pochi giorni fa. Sabato sera verso le ore 23:30 circa vengo per andare a letto e la Madonnina era dietro lì e mi accorgo che vedo una lacrima che viene giù. E ho detto, ma sarò stanca, ho pensato, sarà, non ho mai dato per scontato, insomma. E invece mi sono avvicinata, ho provato piano piano a toccarla anche con un dito, era bagnata. Nei giorni successivi, racconta Paola, il fenomeno si sarebbe ripresentato anche in altre 4 statue e in un caso una lacrima sarebbe diventata sangue. Questa qui che abbiamo più grande, mi sono accorta, ma veramente che ieri sera, mi sono accorta che aveva nell'occhio sinistro questa lacrimona rossa, proprio sangue, insomma, che scendeva. È da tanti anni, racconta Paola Albertini, che le apparizioni della Madonna sono cominciate prima nella sua casa e poi nella zona del Monfenera, dove è nato un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli. Da parte della Chiesa vige la massima cautela, tanto più ora che il nuovo fenomeno si sarebbe manifestato. La donna è rimasta per ore ad ammirare le statue, realizzando foto e filmati con il suo telefonino. Ne ha parlato anche con la sua guida spirituale, Don Bruno Bevilacqua, che assicura la genuinità della devozione della veggente. Paola ogni giorno, generalmente di sera, verso le 18, poco più, ha delle apparizioni qui in casa. E qui, nella camera da letto, dove sono avvenute le visioni, la diocesi ha deciso di aprire un'inchiesta dopo che la donna ha segnalato il particolare fenomeno. Chiaramente che la Chiesa, anche attraverso i suoi vescovi, è molto prudente al riguardo. La prudenza è presente anche in paese quando si parla delle visioni di Paola. Sono credente e sono praticante, però non so fino a che punto posso credere.